Tutto facile per l'Igor Gorgonzola Novara, che in poco più di un'ora si sbarazza di una Delta Despar Trentino ancora in ripresa dopo la lunga sosta a causa Covid. Una partita senza storia, dominata dalle piemontesi grazie soprattutto ai colpi di Dalderop e Smažek. Sono 14 i punti per l'olandese, nominata MVP al termine della contesa. 25-15, 25-18, 25-13. Sono questi i parziali con cui Trento esce sconfitta dal Pala Igor, ma comunque soddisfatta per aver riproposto tra le titolari la fondamentale Vittoria Piani. Il divario è netto soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Le piemontesi hanno infatti viaggiato sul 59% di positività, un dato troppo alto per consentire alle gialloblu di reggere all'onda d'urto. Trento, dal canto suo, si è fermata al 29%, con Furlan a guidare come miglior marcatrice nonostante i soli 8 punti. Novara è ora attesa da un'altra partita casalinga contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, mentre per Trento ci sarà un altro osso duro con cui fare i conti, la Saugella Monza, terza in classifica. Sì, siamo molto contente del risultato, comunque sapevamo che non sarebbe stato facile perché sono una buona squadra con ottime giocatrici giovani, però ovviamente venivano da un periodo non bello per loro, hanno avuto anche problemi di Covid e quindi sono tornate oggi al completo e quindi si è vista questa cosa, ma noi siamo state bravi a fare il nostro gioco e a portare a casa i 3 punti.